non potevamo cercare l'acetaia Giusti all'interno del Cibus 2014 e siamo niente proprio di meno che con Claudio Giusti. Claudio Giusti, l'aceto balsamico finalmente è conosciuto, però a questo punto bisogna fare il salto di qualità, far conoscere anche chi è l'aceto balsamico tradizionale e via di questo passo. Sì, è così, comunque c'è un interesse crescente nel mondo, anche in Italia, per aceti balsamici di maggiore qualità. A mio avviso lavorare sulle degustazioni, lavorare con gli chef, fare sentire il prodotto, avere negozi che danno l'opportunità di degustare il prodotto è quello che serve. La Fiera del Cibus è un momento anche per raccontarlo e farlo sentire. È l'ultimo giorno di questo Cibus 2014, com'è andata? È andata molto bene, registriamo un interesse molto forte da parte degli operatori internazionali. Questa è una fiera soprattutto internazionale, anche se vengono anche gli italiani, per noi la visibilità principale è verso gli importatori e i distributori mondiali. Allora, a proposito di importatori, distributori mondiali, paesi interessati? Ci sono tutti i paesi tradizionali, per tradizionali si intende tutto l'Occidente classico, cioè il Nord America e tutta l'Europa, che continuano a comprare aceto balsamico e che si stanno spostando, non è che si stanno spostando, il consumo dell'aceto balsamico standard rimane molto forte, c'è un crescente interesse, un crescente acquisto di aceti balsamici di qualità. Poi c'è tutta l'area del sud-est e dell'est asiatico, quindi Giappone, Sud Corea, Taiwan. Fermami un attimo sul Giappone, ho visto un servizio pochi giorni fa in un telegiornale che parlavano per l'ennesima volta della passione per quanto riguarda la cucina giapponese del tonno. Io vicino al tonno il balsamico tradizionale ce lo metto sempre. Ci sono migliaia di cuochi in giro per il mondo che con questo aceto balsamico, che a tutti gli effetti è qualcosa che può condire ed aggiungersi a qualunque tipo di cibo, stanno facendo esperimenti da sempre e quindi io l'ho visto aggiunto dal primo degli antipasti all'ultimo dei dolci, non l'ho visto ancora messo nel caffè, ma ci manca soltanto quello ormai. Mi sei piaciuto, ti do del tu perché vista l'età, mi sei piaciuto quando hai concluso molti cuochi, perché la parola chef è un po' inflazionata. Sì, in realtà ho sentito recentemente Bottura che ci diceva: ma guarda, tutti ci considerano star, ma in realtà noi stiamo in cucina e lavoriamo, ed effettivamente io conosco diversi di questi cuochi stellati che sono molto noti e devo dire che la verità è che alla fine andranno anche in TV qualche volta, ma molti di questi lavorano sodo, quindi insomma forse se sono arrivati lì un merito ce l'avevano. Ok, un grazie a Claudio Giusti per l'onore di averci ospitato nel tuo stand. Speriamo di trovarti nei nostri viaggi, nei nostri pensieri, nei nostri sogni. Grazie a voi.